Promessa mantenuta, arriva così all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Cianciana una bella novità: la cucina all'interno della scuola. In mensa e sulle tavole dei bambini non più cibi scatolati, ma cucinati in house e con prodotti locali genuini a chilometro zero. Sono tutte imprese di Cianciana, per cui c'è anche risparmio, ma anche entrate dei soldi nelle casse dei nostri commercianti. La cosa importante è che in questi giorni si parla tanto di articolisti, di personale precario. Noi impiegheremo personale precario per fare servire i bambini alla mensa. Abbiamo fatto solo una spesa, che è il cuoco. Cosa rappresenta per voi questo cambiamento? Grande traguardo perché la scuola apre le porte al territorio, ospita i ragazzi dell'alberghiero che ci aiutano in questa nuova gestione della mensa. Dopodiché siamo certamente orgogliosi di poter dire che sia i bambini dell'infanzia che si avvalgono della mensa ogni giorno, che quelli della scuola secondaria di primo grado, la media per intenderci, che se ne avvalgono 2 giorni a settimana, potranno avere una qualità degli alimenti effettivamente elevata finalmente. La particolarità è che per l'inaugurazione ci sono anche gli studenti dell'istituto alberghiero che stanno dando un po' una mano, fanno pratiche, fanno anche esperienza. Sì, la nostra scuola vuole partecipare a questo momento importante di buona scuola e di buona amministrazione, perché riteniamo che è importante fare squadra con il territorio. Come vede questa iniziativa e soprattutto il fatto che si possa aprire una collaborazione tra l'Istituto Manzoni e l'Istituto Alberghiero? Questo non dipende da me, io l'unica cosa che posso sottolineare è che 2 iniziative diverse ma che significative, cioè il Comune di Cianciana sceglie di preparare i pasti direttamente negli edifici scolastici. Noi lo facciamo direttamente a Bivona, ma la presenza dell'alberghiero oggi più che segnare un'eventuale convenzione segna un'istituzione scolastica che abbiamo voluto 5 anni fa, che è nata, nasce e ora va al 5º anno, che noi vorremmo spendere per intero nel progetto del distretto turistico Montesicane Valle del Platane. Quindi, come dire, momenti diversi ma importanti tra loro. Un progetto a cui avete lavorato tanto e che finalmente adesso si realizza. È un grande evento, un bellissimo evento. Oggi siamo qui a festeggiare tutti questo ritorno alla cucina dentro la scuola, che sicuramente è un grande vantaggio per tutti, soprattutto per i bambini. Oltre dobbiamo dire che è in fase di progettazione e di attuazione l'orto della scuola, affinché i ragazzi possano mangiare delle cose prodotte nello stesso orto, quindi questa è una novità importante. Poi le maestre ne usufruiranno andando lì a visitare con i bambini il prodotto, diciamo, di queste realtà.